Il soggetto è ovviamente isolato, stiamo seguendo le prescrizioni ministeriali. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando, ovviamente i tecnici dell'ULSS 6 Dipartimento di Prevenzione, e ovviamente siamo qui per dare una risposta nel più breve tempo possibile. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita la vittima dell'antivirus, morta in nave a largo delle Canarie. Il presidente spiega che in Veneto non c'è nessun allarme. Non c'è nessun caso di antivirus in Veneto, ovviamente questo soggetto è parte di un tracciamento che è stato fatto, noi seguiamo tutte le disposizioni precauzionali per poter dare la risposta più efficiente ai nostri cittadini. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per questi 4 passeggeri italiani che erano su quel volo. Per il cittadino sudafricano ricoverato a Padova il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato, per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale dovrà sottoporsi nelle prossime ore ad un test previsto dal Ministero della Salute.